Siamo con Enrico Ladisa, marketing manager di Hard Rock Café Venezia. Buongiorno, dottor Ladisa. Ci dà qualche numero sugli Hard Rock Café in Italia e nel mondo? Sì, dunque la catena Hard Rock Café ha aperto nel 1971 con la prima location di Londra e successivamente si è ingrandita fino all'attuale misura di circa più di 170 location in tutto il mondo. Di queste 138 sono Hard Rock Café, mentre la parte restante sono le nuove, diciamo, entry della famiglia Hard Rock Café, che sono gli Hard Rock Hotel e in Casino. Oltre a questi ci sono anche dei locali live, prevalentemente negli Stati Uniti, e tutti questi compongono, diciamo, la catena Hard Rock al giorno d'oggi. A livello di personale sono circa 35.000 dipendenti in tutto il mondo. E un'altra curiosità è che chiaramente Hard Rock ha la più grande collezione di memorabilia al mondo, con oltre 70.000 pezzi. In Italia ci sono 3 location, che sono Venezia, Roma e Firenze. La prima è stata proprio Roma ad aprire a fine anni 90, ha seguito poi Venezia nel 2009 e l'ultima entrata nella famiglia italiana è Hard Rock Café Firenze, che ha aperto lo scorso anno, nel luglio dello scorso anno. Che significato ha un Hard Rock Café a Venezia? Il significato di Hard Rock Café a Venezia è innanzitutto sicuramente è stato concepito con un approccio molto rispettoso nei riguardi di una città che comunque ha le sue peculiarità e, pur vivendo sul turismo, è chiaramente rispettosa e protettiva anche nei confronti della comunità locale. In questo senso Hard Rock ha sempre cercato di avvicinarsi e di in qualche modo incontrare il pubblico veneziano, oltre che quello turistico, che chiaramente in un'area come San Marco è quasi una presenza chiaramente inevitabile e chiaramente molto facilitata. Però ci siamo sempre rivolti molto al pubblico veneziano, in particolare abbiamo cercato di sposare e di partecipare a tutti gli eventi pubblici più importanti della città, quindi dal carnevale ai festival dell'arte, piuttosto che alle feste, diciamo, più tradizionali come il Redentore, piuttosto che la regata storica, e fino ad arrivare agli eventi più piccoli, se vogliamo minori, ma non in quanto a partecipazione del pubblico, come Sueso per i Ponti, con la quale collaboriamo da 3 anni, e devo dire che in questo siamo stati facilitati un po' nel rapporto anche con il Comune di Venezia, grazie anche a Venezia Marketing Eventi, con cui ci siamo interfacciati, essendo chiaramente loro un po' a seguire tutti gli eventi pubblici veneziani. Hard Rock Café è grande attrattore di turismo. Quale tipo di turismo intercetta la struttura veneziana? La struttura veneziana, un po' come gli altri Hard Rock Café, è chiaramente nella stagione turistica, è principalmente frequentata da un pubblico di turisti che vanno dai gruppi organizzati ai turisti individuali e in particolare un range di età molto vario. Si pensa che la catena Hard Rock sia molto giovanile, è così prevalentemente, ma non è solo così, nel senso che non è facile incontrare nel caffè una coppia di pensionati americani piuttosto che inglesi o francesi che amano così trovare in Hard Rock Café un punto di riferimento, oltre chiaramente al ristorante più tipico veneziano che rimane comunque la prima scelta. Però in tanti ci seguono, in tanti ci cercano e non è difficile arrivare a trovare dei turisti che fanno del turismo con Hard Rock Café, nel senso che cercano le location e le visitano, e non è raro trovare dei visitatori che sono alla 100ª visita in un Hard Rock Café, quindi in una serie di anni di viaggi hanno visitato un numero impressionante di location, che è davvero difficile da immaginare. E invece nella bassa stagione Hard Rock Café ospita moltissimo le famiglie e il pubblico anche più giovane,
di veneziani, quindi l'offerta per quanto riguarda feste, dalle più importanti, private, che magari prenotano l'intero locale per una festa privata, alle feste di compleanno, alle cene. Sicuramente l'Hard Rock Café offre un'esperienza alternativa a quella che possono offrire i ristoranti più tradizionali a Venezia. Hard Rock Café e musica, un binomio storico. Come si concretizza a Venezia? Bene, a Venezia essendo l'Hard Rock Café più piccolo in Europa, questo non ci ha mai impedito di accettare le sfide dalle più piccole alle più grandi, e in particolare abbiamo cercato comunque di dare dello spazio alla musica dal vivo, magari nelle forme della musica acustica piuttosto che diciamo meno rock, ma più comunque mantenendo la musica di qualità e selezionando molto la proposta. Non abbiamo una programmazione continua, ma abbiamo ospitato degli eventi particolari, e poi abbiamo cercato di dare così l'opportunità al pubblico veneziano di incontrare grandi rockstar che sono venute qui a incontrare proprio i fan. Posso citare l'ultima presenza del bassista dei Deep Purple, come quella di due grandi chitarristi che per il nome, insomma, nell'ambito rock sicuramente hanno un grande valore, come Joe Satriani e Steve Vai, che sono probabilmente i due più grandi chitarristi rock tra i virtuosi della chitarra. E poi mi piace citare il chitarrista dei Toto, Steve Lukather. Tutti questi artisti ci sono venuti a trovare, tra virgolette, per appoggiare delle campagne di beneficenza di hard rock. La filantropia, la beneficenza in generale, è una prerogativa per Hard Rock Café sin dagli anni 70. Abbiamo varie campagne che nel corso di questi primi 3 anni di apertura di Hard Rock Café hanno generato oltre 120.000 euro in donazioni di solo di questa piccola unità, a favore per una metà di campagne internazionali di Hard Rock Café, per un'altra metà invece per iniziative locali, come possono essere quelle con l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, il Comitato Veneto, che è stato appoggiato per sostenere i progetti per la ricerca sul cancro al seno. Poi le charity più locali, come possono essere l'Istituto della Pietà, oppure il Carcere Femminile della Giudecca, e tante altre realtà che sono state, diciamo, alimentate da tutta un'attività di eventi supportati da artisti internazionali. Un altro impegno importante è con il Comune di Venezia e riguarda i piccoli interventi di restauro in Piazza San Marco. Abbiamo creato un progetto che si chiama Tribute to Venice, che si basa su delle aste di beneficenza, e abbiamo creato questo impegno con la Venezia Marketing Eventi, e cerchiamo proprio di richiedere agli artisti che vengono a visitarci un po' un contributo che possa ritornare in qualche modo verso la comunità. Qual è l'offerta turistica dell'Hard Rock veneziano? L'offerta turistica diciamo che in parte è chiaramente legata a un brand globale, quindi è chiaramente inevitabile che parte dell'offerta sia standard in tutti gli Hard Rock Café. È un po' quello che dà anche la garanzia, la sicurezza al nostro ospite di trovare quello che si aspetta. Però abbiamo un'attenzione molto particolare per tutto quello che può essere il locale, quindi l'adattamento di una parte della cucina a un'offerta proprio culinaria locale, e poi cerchiamo sempre comunque di avvicinarci a quello che può essere l'esigenza del pubblico veneziano, che chiaramente non è interessato al menù turistico, che non fa parte di Hard Rock, però potrebbe essere così concepito come offerta comunque di una location come Hard Rock Café, e cerchiamo di avvicinarci un po' ai gusti del pubblico anche locale, quindi non solo l'offerta standard turistica, che comunque esiste ed è anche rivolta a tutto quello che può essere i gruppi intesi come turismo proprio di gruppo, che intercettiamo tramite tour operator piuttosto che agenzie di viaggio, e quindi insomma cerchiamo di essere presenti a 360 gradi, un po' come a livello di offerta turistica a Venezia.